Il vero Barberi tra la tempesta e l'Uxotic. Ha scelto perché ha scelto questa immagine intanto? Ma soprattutto sono due momenti di sguardo, no? Questa immagine che ricorda appunto questa grande tradizione di produzione di un oggetto fondamentale per vedere come gli occhiali con una signora, una dama che li tiene in mano. E di fianco c'è naturalmente il lampo che è anche a sua volta uno strumento istantaneo di visione, no? Quando lampeggia vediamo di più. Per poco tempo, però misteriosamente vediamo qualcosa che prima non avevamo visto. Oliverio Barbieri nella città del Giorgione ha accettato questa sfida di Altre Tempeste. Cos'è Altre Tempeste? Beh, altre tempeste è tutto quello che è successo e quello che succede che non vorremmo succedesse, no? Tutti i disequilibri che viviamo, che il territorio vive, che le persone vivono, che i manufatti che abbiamo costruito vivono, rientrano in un meccanismo di altre tempeste, altri disturbi che però fanno parte proprio dell'esperienza terrena e della capacità appunto di ottemperare a queste tempeste, a questi problemi che insorgono e a cui si cerca di rimediare il meglio possibile. È la vita in pratica. Lei viene da fuori, quindi nella città di Castelfranco Veneto, quindi una visione da esterno, una visione che passa anche tramite l'obiettivo di una macchina fotografica. Qual è il risultato di questa visione di questo territorio? Ma questo territorio, la cosa che appare più visivamente proprio perché io mi occupo di visione è quest'idea di avere voluto fare tantissime cose per cercare di vivere meglio, di produrre oggetti che servissero a vivere meglio, creando anche un qualche disequilibrio, come dicevo prima. Però la cosa che più stupisce, che più interessa è questa grande capacità di modificare quanto ci circonda, sperando sempre nel bene.